Ci troviamo qui presso la sede del Popolo della Libertà Portuguaro con Pietro Rambuschi, capogruppo in Consiglio Comunale per il PDL. Una domanda invece di stretta attualità, no? Il sindaco Bertoncello l'ha riportato oggi sia sul Gazzettino che su Nuova Venezia, ieri che era giovedì, giornata di mercato, è stato visto transitare con l'auto di servizio, il Croma, contromano in via Garibaldi, e questa cosa ha irritato molti cittadini, soprattutto anche gli operatori economici, perché il cambio di viabilità ha creato molte problematicità, e lui, passando contromano in via Garibaldi, insomma, ha dimostrato che per via Padre Bernardino non si può passare a causa delle Certo, bancarelle. certo. Quindi se c'è un'urgenza, la strada da percorrere sarebbe proprio quella lì di via Garibaldi. Allora lui ha detto che ha le sue autorizzazioni, no? Io non metto in dubbio quello che dice il Certo. sindaco, però No, però lui doveva essere d'esempio che i cittadini in quella fascia oraria che va dalla mattina dalle 7 fino alle 9 usano la propria auto per recarsi al posto di lavoro e questo mi risulta. Però lui che è il primo cittadino che ha istituito questa nuova ZTL proprio in questa via che mi sembra che pochi così l'hanno l'apprezzano. accettata passivamente, ecco. Allora, che lui percorra contromano con la cosiddetta auto blu, insomma, doveva essere proprio d'esempio. Allora, io dico che anche il suo peccato sarà veniale, ma non doveva commetterlo tutto lì. Un primo cittadino non deve commettere gli errori, un cittadino può commettere gli errori, un primo cittadino non può commettere errori. Anche perché pensavo, se l'autista, il messo comunale, ha preso quella strada lì, riconoscendo il fatto che non si passava per via Padre Bernardino, mi domando se c'è la necessità Certo, che un'ambulanza debba arrivare in via Padre Bernardino perché qualcuno sta male. sta male, cosa succede? Sì, appunto, questo è uno dei grossi problemi, ma se, vabbè, io mi Mi fermo qua fermi con la qua. sua domanda di Padre Bernardino, perché i problemi non è solo Padre Bernardino. Se noi parliamo, allora se vogliamo estendere a tutto, non solo al giovedì, ma vogliamo estenderlo a 365 giorni all'anno, c'è anche San Giovanni, dove non possono passare le auto, però se prende fuoco un caseggiato della Torre di San Giovanni per dire o le abitazioni adiacenti, devono venire i pompieri, se sta male qualcuno come ha detto lei deve venire l'autoambulanza e sono mezzi assai più pesanti di quelli delle automobili. Ecco, quindi io ribadisco ancora, lei lo sa benissimo, è da anni che io dico sempre aprite Porta San Giovanni. Allora, siccome qua comincio a stancare, perché nonostante uno abbia ragione, ma se prosegue sempre con lo stesso discorso, diventa pesante e va in negativo tutta questa sua iniziativa. Ma io dico sempre, guardiamo sempre il discorso di San Giovanni, le necessità di Borgo San Giovanni. Ecco, perché per me è una delle soluzioni in assoluto che c'è questa necessità.